sono Luca Pretti, faccio il ricercatore presso Porto Conte Ricerche nei laboratori di tecnologie alimentari. Mi occupo di birra artigianale praticamente da 15 anni, in tutti i suoi vari aspetti: tecnologia, microbiologia, trasferimento tecnologico, studio della shelf life dei prodotti. È in quest'ambito che abbiamo realizzato progetti di diverso tipo, sempre all'interno di Porto Conte Ricerche, anche in collaborazione con altri enti di ricerca. In questo momento ci poniamo come un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale, a livello nazionale ma anche internazionale, grazie proprio ai progetti che abbiamo sviluppato insieme ai vari colleghi. Il progetto BR si realizza all'interno, per quanto riguarda Porto Conte Ricerche, di questo percorso lavorativo di 15 anni ed è un progetto che nasce come unione di più progetti con la collaborazione di altri centri di ricerca, tra cui l'Università di Sassari, con particolare riferimento al Dipartimento di Agraria, e Sotacarbo, altro centro di ricerca sempre sotto l'ombrello di Sardegna Ricerche. Il progetto è un progetto di sostenibilità della birra artigianale. Questo sarebbe il nome completo, birra artigianale, sostenibilità in Sardegna, del progetto stesso. Come Porto Conte Ricerche ci siamo occupati più che preoccupati del coordinamento scientifico di queste diverse anime, che hanno compreso tutta la filiera produttiva, dalle materie prime fino all'utilizzazione degli scarti. Le materie prime che riguardano fondamentalmente i cereali utilizzati per la produzione della birra, e tra i risultati di progetto c'è stata la commercializzazione di una ricetta di una birra prodotta con un grano sardo, il Tricucossu, da parte di un'azienda che ha partecipato al progetto stesso. Quindi già all'interno del progetto, prima ancora che finisse uno dei risultati, ha avuto una sua ricaduta diretta dal punto di vista produttivo. Biodiversità e sostenibilità vanno di pari passo, per cui valorizzazione di frutta. Abbiamo realizzato delle birre alla frutta con varietà locali. Dopodiché, sempre dal punto di vista della biodiversità, valorizzazione dei microrganismi autoctoni, quindi selezione e caratterizzazione di microrganismi potenzialmente utili per la fermentazione. E infine l'altro progetto interno a questo grande progetto che è durato 3 anni è stato quello della valorizzazione degli scarti di lavorazione, e qui entra in campo sempre il Dipartimento di Agraria con la realizzazione di un vermicompost con ciò che residua dalla produzione della birra, e Sotacarbo, che ha messo a punto uno strumento atto alla produzione di energia a partire dagli scarti di lavorazione, fondamentalmente le trebbie, cioè ciò che residua dalla produzione del malto, e non solo. Diciamo che il progetto è un progetto che, per quanto riguarda Porto Conte Ricerche, si è inserito all'interno di un discorso iniziato, come dicevo, 15 anni fa e che prosegue tutt'oggi, ha ancora un respiro largo. E molti dei ritrovamenti e delle ricerche che abbiamo realizzato durante BR hanno trovato spazio nei progetti che stiamo portando avanti in questo momento, sempre sulle materie prime per la valorizzazione di orzi prodotti in Sardegna, orzi per la realizzazione di malto. Le aziende coinvolte sono state quelle all'interno della filiera, quindi sia produttori cerealicoli, che in alcuni casi corrispondevano anche ai produttori birrari, perché ci sono dei birrifici chiamati punto agricoli che si occupano di produzione e trasformazione delle materie prime, ma anche aziende che sul territorio si occupano di produzione, per esempio, di vermicompost, come abbiamo detto prima, e quindi che sono state coinvolte nell'ambito della sperimentazione per darci ulteriori indicazioni. Le prospettive di un progetto come questo sono notevoli, perché intanto hanno prodotto una collaborazione tra centri di ricerca in Sardegna, e se dal mio punto di vista aprono comunque lo scenario anche a collaborazioni all'esterno della Sardegna, perché durante un convegno organizzato l'anno scorso proprio a Porto Conte Ricerche abbiamo potuto confrontarci e capire il livello veramente elevato delle attività svolte nel progetto BR.